Un macchinario che permette di valutare eventuali malformazioni congenite nell'occhio dei bambini prematuri. Si chiama RETCAM ed è già in funzione nell'area neonatale dell'ospedale All'Angelo grazie a una donazione della Fondazione Stevanato di Piombino Dese. L'ennesimo esempio di come il territorio riesce a fare sinergia con questa struttura. Qui c'è una fondazione molto importante che dona al nostro reparto di pediatria e di oculistica una macchina, un'attrezzatura che aiuta i bambini a crescere meglio, soprattutto aiuta i bambini prematuri a non incappare in problemi che riguardano la sfera visiva, e questo per noi è un grande dono. Non solo per il neonato, anche per i genitori. Far vedere ai genitori questi ragazzini quando hanno 15-16 anni, che fanno sport, che cominciano a guidare il motorino per quelli che li lasciano e che poi avranno una vita lavorativa normale, è fondamentale. All'inizio è un po' dura, però appunto poi con questa equipe la si vive con tranquillità. La prima cosa che farete quando andrete a casa tutti e tre insieme? Ambientarsi, un attimo, capire lui, le reazioni che avrà. La strumentazione permette di individuare la retinopatia del pretermine, patologia legata all'arresto della vascolarizzazione retinica che colpisce i neonati prematuri. La causa della malattia è legata alla somministrazione dell'ossigeno nei bimbi, che può causare la formazione di vasi anomali all'interno della retina. In questo modo gli specialisti dell'oculistica possono effettuare uno screening non invasivo e valutare l'eventuale evoluzione della malattia. Usare meno ossigeno, stare più attenti alle trasfusioni, usare i farmaci nella maniera corretta, ovviamente sempre mirando prima di tutto alla sopravvivenza, ma non è l'unico obiettivo, è un obiettivo anche di qualità. Se io faccio sopravvivere più bambini, ma questi bambini sono ciechi, dobbiamo chiederci se è un successo.